Sì, oggi abbiamo parlato di tutto ciò che riguarda proprio l'esaltazione dell'identità locale, esaltazione che non è un qualcosa di sterile, non è un qualcosa di banalmente politico, ma un qualcosa di molto più profondo, perché conoscere ed esaltare, valorizzare l'identità locale significa conoscere, esaltare e valorizzare tutto ciò che riguarda la storia di un luogo, la storia che è memoria, è identità per l'appunto di questo luogo. E la presentazione naturalmente di questo libro fatto dall'architetto Vendrame ci ha permesso di riflettere su questi argomenti, su Mota di Livenza e le sue ville, e è stata anche un'occasione per ribadire l'importanza di questo luogo, perché legato in maniera inscindibile con quella che è stata la grande storia di 1100 anni della Repubblica Veneziana che addirittura considerava Motta di Livenza come una delle sue figlie più importanti, per cui essere a Motta di Livenza e conoscerne la storia, valorizzare le architetture che altro non sono che il riflesso di quella storia che qui si è snocciolata nel corso dei secoli, non può che servire a dare una buona scossa a tutto ciò che riguarda la coscienza di appartenenza a una comunità, una comunità che deve comunque sempre avere una forte connotazione con il suo territorio, perché quel territorio è fatto dalla storia degli abitanti che lo hanno abitato e che ancora oggi continuano ad abitarlo.